L'acqua è la risorsa più preziosa che ci sia, ma oggi è anche una delle più vulnerabili. Siccità sempre più frequenti, eventi meteorologici estremi, nuovi inquinanti come FAS ed una domanda crescente impongono un cambio di passo. Non basta più intervenire quando arriva l'emergenza, serve programmare, collegare i territori e costruire reti capaci di gestire l'acqua in modo sicuro, anche nei momenti più duri. È da qui che nasce il convegno Resilienza idrica e tutela del territorio, organizzato da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, occasione di confronto sulle strategie da adottare nei prossimi decenni. Abbiamo sotto gli occhi tutti gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di scarsità di risorse, ma anche in termini di eventi estremi che poi producono dei danni importanti nel territorio. Per affrontare questi temi noi abbiamo la consapevolezza che servono le competenze delle singole strutture, che sono poi gli nostri associati, ma soprattutto serve la vista sistemica. Oggi il convegno è tutto incentrato sulla prospettiva sistemica, la capacità di mettere insieme le competenze che sono distribuite nelle varie società per fare in modo che ognuno possa attingere alle migliori pratiche e mettere a disposizione del suo territorio le competenze anche di altri soggetti. Al centro del confronto due strumenti destinati a guidare il futuro della gestione dell'acqua, il MOSAV, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, ed il Master Plan del Friuli Venezia Giulia. Sistemi diversi ma legati da un unico obiettivo: superare la frammentazione del passato e sviluppare governance condivisa, nella quale infrastrutture, dati, competenze e programmazione diventano patrimonio comune. Questi tipi di progetti, che sono MOSAV e il Master Plan, servono proprio per mitigare gli effetti negativi dell'ambiente e riuscire a tamponare quelli che sono gli effetti della crisi idrica nel bene e nel male, cioè nella carenza e nella sovrabbondanza. Individuare gli schemi di massima dei principali infrastrutture acquedottistiche e di poterle appunto interconnettere questi centri acquedottistici per poter dare al cittadino una piena e sicura disponibilità di risorsa idrica. In questo percorso il Veneto con il MOSAV ed il Friuli Venezia Giulia con il suo Master Plan indicano una strada concreta: trasformare la sicurezza idrica in un'infrastruttura strategica per il territorio e lasciare alle generazioni future una risorsa più resiliente, protetta e sicura.